Oggi siamo a Treviso nella sede di Editoriale Programma per scoprire meglio questa realtà e conoscere l'artefice Angelo Pastrello. Ci racconti com'è nato questo progetto editoriale? Sì, io sono parzialmente figlio d'arte, nel senso che nasco da una famiglia di librai, quindi sono nato e cresciuto in mezzo ai libri, però la mia ambizione fin da poco dopo l'università è stata sempre quella di passare alla parte della creazione dei libri più che della vendita. Ho sempre più avuto propensione verso quell'ambito e quindi mi si è creata questa opportunità ancora nel 2009 di rilevare un marchio che originalmente era padovano e faceva sostanzialmente libri legati alla città di Padova, e riavviarlo creando una nuova società, mantenendo appunto sempre il logo Editoriale Programma. Così ho fatto e poi da lì è partita questa avventura che negli anni mi ha dato tante soddisfazioni. Qual è la linea editoriale che seguite? Beh, noi siamo particolarmente conosciuti per le nostre pubblicazioni locali, e quando dico locali intendo non solo Veneto ma un po' tutto il territorio italiano, soprattutto il nord Italia. Ovviamente la nostra roccaforte è qua, siamo trevigiani, e quindi la parte più importante del nostro catalogo riguarda proprio la nostra regione, più in ampio raggio il Triveneto, però lavoriamo anche sul territorio della Lombardia, del Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, ci stiamo ampliando adesso anche a Lazio, Campania e via dicendo. Che cosa deve fare un giovane autore che ha in mano un manoscritto e che vuole rivolgersi a voi? Allora, in generale, a prescindere dal fatto di rivolgersi a noi, deve armarsi di pazienza, perché gli scrittori sono tantissimi e alle volte si dice nel nostro settore che ci sono più scrittori che lettori per ironizzare, però a parte le battute, noi siamo disponibili, sicuramente ci capitano continuamente proposte, valutiamo quelle che riguardano la sfera della saggistica, perché noi di fatto non lavoriamo sulla narrativa, sebbene sia il settore su cui si esprimono di più le ambizioni di chi vorrebbe approcciarsi a questo mondo. Sulla saggistica, su quello che riguarda i nostri settori, siamo sempre pronti a valutare cose interessanti. Su tutto quello che riguarda il resto mi sento di dare come consiglio a tutti di avere pazienza, e però di fare delle scelte accurate e oculate, perché anche saper scegliere un buon editore significa poi poter dare il giusto respiro a un testo fatto in modo valido e su cui ovviamente si ripongono tante ambizioni. Progetti per il futuro? Abbiamo tanti bei libri imminenti, anche proprio riguardanti la nostra regione. Mi sento di dire a tutti quanti i nostri lettori di seguire soprattutto le nostre pagine social, specialmente quella di Instagram e di @programma, per vedere le imminenti uscite di cui tante cose interessanti saranno proprio tra aprile, maggio e giugno.